Buonasera e ben chiatassa Gnovis. Percentuale di occupazione dei terapie intensivi triplicati in 2 settimane, ma valore RT in chimossot da lunghe, il Friuli Vignese Giulia e il resto in zone blanche. Il monitoramento settimanale dall'Istituto Superiore di Sanità tal certifica che la pandemia è in tenesse regione e da ora chiapà 9 fuarce. Di 17 regioni su 20 in Italia come sono in pericolo moderato. Terapie intensive della nostra regione come sono plenis di pazienti Covid per 7%, intanto che gli ADES medici sono passati dal 2 al 4%. Il report della Fondazione Gimbe aveva segnalato che in Friuli Vignese Giulia i news cash sono cresciuti dal 30% in 2 settimane e il stesso al FAS che il DALIS. A son 130 voti in news cash di Covid venuti su in queste ultime 24 ore a fronte di 4.086 tampons molecolari e 3.603 tampons antigenics. In te zone di Ueno si sono registrati decessi, a son 13 le persone ricoverate in terapie intensive, 53 che in altri reparti. Dal principio della pandemia a son 111.267 infetti registrati in tenestre regione. Fuc di Ignota Trieste in tune palacine di vie Manzoni. Gli flamis sono svampadis di une chiandele restate piade che le perone di chiase, une pensionate di 80 anni, ieri a dormire. Il fuc si è sdraiato dall'appartamento e il fumo l'ha invadito tutto il condominio che è stato sfollato. Le anziane sono state trasportate in pronto soccorso, intosseate dal fumo. L'appartamento in cui sono scominciati gli flamis è inagibile, che gli altri inquilini sono entrati in slorchiasi dopo le 3 di mattina. Le zone regionali hanno approvato il pacchetto scuole dal valore di più di 3 milioni di euro di risorse che col protocollo già presentato ai sindacati allaranno all'ufficio scolastico regionale. 1,3 milioni serviranno al personale ATA, 320.000 euro per i docenti, di poi 150.000 euro in maniera rispettiva a scuole, in ospedale, supporto amministrativo, sia 150.000 euro per i tecnici informatics, 440.000 per didatiche digitale, 100.000 euro per i pazzi di comunità. A sono stati 393 aspiranti medici che queste mattine hanno partecipato alle prove di entrata delle facoltà universitarie di medicina e chirurgia in sede dai RIS dall'Ateneo di Udin. 1000 i candidati in tutte le regioni di fierli misure di sicurezza anti-Covid che approvviono la entrata e dome se muniz di Green Pass, mascherute, FFP2 e distanziamento. 100 domande in 100 minuti tra chimiche, fisiche, biologie e cultura generale. E sarà obbligatorio il Green Pass per accedere alle aree delle Fiestis d'edizione 2021 di Friuli Doc, in programma Udin dal 9 al 12 di settembre. La manifestazione enogastronomica è stata presentata queste mattine sotto le logge del Lionel. La certificazione verde verrà controllata a campione dei squarcis dall'ordine e per testimoniare l'impegno del Comune di Udin che organizza l'avvenimento, sarà preparato un centro di vaccine in Sala Iace a Tif di Vinarsa Domenie. La fiesta torna a chiappanchi alle Placial dagli Stiel, di là dai Siei Lux Storix, venga stai la Place dal Domo, Place 20 settembre e Place Venerio. O sentì allora gli speraulis dal sindaco di Udine Pietro Fontanini. Dal 9 di settembre, da Ioibe 9 fino in pratica domenica 12, Udin all'ospite Friuli Doc. Anche chi stanno facendo queste grandi sagre, queste grandi feste dal Friuli, ho vinto due novità rispetto al passato. Le possibilità di vaccinarsi. In Sala Iace si può venire a fare la vaccinazione senza prenotazione, quindi io invito chi che magari è anche di vaccinarsi, di poter approfittare anche di queste robe. Dopo domenica 12 ho fatto all'interno del Friuli Doc la fiesta del Patria del Friuli.
è stata rimandata perché il 3 di aprile era in plena pandemia, invece come la situazione è migliorata e quindi tutte le manifestazioni con i discorsi ufficiali, con le visite storiche, con la messa in lingua furlana in domo, si faranno domenica 12 a cominciare mattina dalle 10:30 se la rendenante fino al dopo di mezzì. E dopo si potrà approfittare per girare le città e là a cercare qualche specialità di Friuli Doc. E in bande dai avvenimenti enogastronomici sono preveduti laboratori e incontri culturali realizzati con la collaborazione dall'Università di Udine. Non sa sclarisce il professor Mauro Pascolini, delegato dal rettore. L'importanza è data dal fatto che si ragiona di cibo, si ragiona di enogastronomia, che l'Università di Udine ha un'evocazione e dopo si inserisce al discorso di sostenibilità, ovvero di pensare agli obiettivi dell'Agenda 2030, che l'Università di Udine è un'evore impegnata e fa ragionamenti proprio attorno dal cibo, dal vino, dal mangiare, in visione di sostenibilità, è un contributo importantissimo che l'Università ha voglia di dare a Friuli Doc. E in concomitanza con Friuli Doc sarà celebrata anche la Fiesta delle Patrie dal Friuli, su questo Scoltin, il presidente di Arlef, Eros Cisilino. Al di là dei numeri, è una storia tanto importante che va in da di secoli e secoli e di fatti in a celebrare proprio questa Fiesta della Patria del Friuli all'interno di Friuli Doc i nostri simboli. Il primo Parlamento dal Monte, che lo vede proprio qui, che sia la Udine, e la bandiera del Friuli, la settima bandiera più vecchia d'Europa, forse anche dal Monte, che rappresenta un simbolo di unità per tutti i furlans, che siedono qui in regione o che siedono in Argentina, in Australia, in Cina e via avanti. Tutti si mettono ad un so dalla bandiera del Friuli, un simbolo così tanto importante che la comunità, insomma, locale ha voluto valorizzare, ma soprattutto l'amministrazione locale ha voluto, l'amministrazione del Comune di Udine ha voluto veramente rendere visitabile e anche fruibile di che ha avere problemi di vista, perché è un argomento e un momento, un lavoro importante. Pucciui per un fine settimana diventa chiase dell'Iri, il comune diventerà palc per una serie di spettacoli. Ascoltini il sindic. Abbiamo 3 seradis a partire di sabato prossime, sabato 4 di settembre alle 20, sarà le prime dall'Ernani di Verdi, una grandissime opere con dei interpreti veramente eccezionali che sono venuti, ringraziando il maestro Duca Tiziano, che è di Localchi, che ha l'orchestra a Vienna e l'ha portato i musicisti e chi anche interpreti che faranno sentire un'opera veramente eccezionale, l'Ernani di Verdi. E dopo saranno altre 2 repliche, domenica dal 5 di settembre, stesse ore, e martas 7 di settembre. Quindi 3 serate a Pucciui di opere veramente eccezionali. E per queste sere alle dute, Gnovi saltorne l'unis, snuf mancul vinche sot sere, mandi a di 12.